Giulico, ma ci vedrà, ci sono i rano. Tu sei violenta? Ma chi te dice, va? Non ci crediti, a di che potete allora ti senti che non ti tirano per sempre. E ti sei Mariana qua, a parte davanti all'immargio. Ah perché? Ma non si può essere qua. Ma sanno cristiano così, il ranocchio. Il ranocchio è al male di acqua, di pantano, di margio, di gebbia. Che c'è il carizzo spaventoso, tutti sciari. E esterno non amici, che da esterno ogni acqua. E che volete dire? Che sono una esterna. Ragazzi, non sei esterna. Voi lo sai che fai giro. E li dici che cazzo di notte. E senti come cantarino. Sì, a giù di notte faccio un erato e dove ci sono, che va con cibo di buchi. Ma ci fanno levare la moglie di tutta, che manco se ne addona. Ma com'è che in settembre? Quasi non mi danno a fare, poi sono che la nausea. Non mi scandare. Non c'è pericolo, non c'è pericolo. Non c'è pericolo. Chi ne decidi? Oh, allora chi ne decidi? Che ne decide? Che non da giocare io? Io metterò il locale senza pensare che a musica. Dite a cuore. Caspita che sono giastico, ho sentito. Meschino. Oh, ma faccio per l'anno, ce l'hanno pure credito. A giuro di notte usciamo da qua e ci facciamo il ranocchio. Sì, voi pazzo sì, che io volevo a casa le notte. Perché guarda, non vedi, ma... Come? Sì, allora ci devo fare questo scherzo, sapete, lo spero. Ma ci dice la voce su. Oh, ma guardate che è tutta buona. Il pane è da notte. Sono, questo cristiano. Lo mascolo, e tu dici. Sì, guarda che sono grazioso tutto noi. Che c'entra? Invece saponnente siete voi, ma se non finite. Siete più liscia che lo sapone voi. Oh, sapete che faccio? I giorni no. Mocca, e ci facciamo là. E magari che dovesse la scoprire, che può succedere? Scherzo lecito, vero combattere? A me è lecito da fare. Tu già che da farci la calare mi sono venerato. E se non vedevo? Non venite, ti cerchiamo noi lui. Siete tu, la sola una vigna. E cosa sta giocando? Sentiamo. Non venite, non so fare come ne guardo. Poi te spieghiamo noi. Guarda che fa, voi ci potete venire a cure che non ti precisi. Vabbè. Voterà dato sta scarpino e lì. E con te l'ha dato sto mandavolan. E la dato per i timoni, Mariano, l'hai vista Filomena? Ah, ma la racconti in imparare di Zola per portare il mio paese. E Gasparo che sapirsi. Non da fare. No, non l'hai visto, ma ora c'è che fa la mano. Comunque, alla fine su. Ma procura di venire bene comiendo, carretto, senti. Tante grazie, ma come lo comodo. Oh, allontanati, che sai faccio? Mio marito ci aspetta. Ma Non che ti fai dici? vedere vicino. E dice babba, chi del sereno come un occhio. Ma sì, se pare, a me mi fa certi discorsi capaci che tu dava l'avventura. Si infila, sera, sulle cose dove ti faccio l'ura. E c'è una moglie contento, c'è una marito che cazzo patente. Allora mattina subito, dalle canne in su, la porta è chiesa e usciamo un po' Va bene. Ma non venire tanto, senti, pensa, quando ti aspetto ogni minuto mi pare 100 anni. Filomena! Filomena! Lunga, a qualunque posto devo dire, ora che è quasi no. Come sono venisse più capriccio, sapete, ma... Tutta questa necessità un po' non c'è, stasera poi. Gli altri senza, se volete lasciare a mano della questa panza di vituzza, non fare non trovare come fa. Hai un limite pronto, una rettena, e se non va a pigliarlo come magari non potete assicurare che io qui una ammazzata di 12 panze.
Che cose, insomma, sono disposte in modo da tu, ma il tuo forza, e chi è il tuo. Ma necessità non guarda lì. Ma che volete che facesse? Se mi potessi sbattere mezzo a casa e mezzo a paese, ma spartire a me voi. Cosa ha fatto la volontà di Dio di sapere che era accanto? Faccia il Filomeno. Oh, se l'ho dato Dio, vai, dammi il suo panale. L'hai scelto, ragazzi, non sia, ma perché bella. Va bene, va qui. E chi mi ha mandato? Non voglio che te ne vai su, a st'ora, di no. Potete raccontare. A cui? A Filomeno. E stanotte ne sei corta. Così. No, ma hai detto che non mi dici a giocare, ma poi si spazza. Che siamo lì non da mangiare ora. Dite e gioca sul piacere. Ci avete pensato, come la festa come fa a portare un piso di professore Ragno? Usce, sempre per te a solo. Filomena se ne viene a bere, come ha fatto sempre. Andiamo, ci fanno male bene. Ma come volete voi? Chiamate la caseifici 9. Non è casa d'oro. No, ma chiamala, non avete paura che sono tentato. Manzaro fino a curo e a duzzetto, la testa se la nuda pulita, caso una chiuda botte in un cancetto, ti già si inzeppa. Chicchirichi, Guarda il Dio, Filomena. Così bene tutto. A fare. Quantietto di loro, a mangiare, a stare. E su col carro la messa a topoliare, fa cittare sangue ma non ce l'ha bene. Si sente, grazie. Ma qual è la fine, va? Non sia nel dubbio da mazzare grande. Buonanotte, ne vedevo domani che mi porto un pane fisso. E dice questo cappello. Non sospitavo. Buonanotte. Era pulito, ma non la dobbiamo calma e approfitto. ascoltatemi che cazzo. E voi potete mia, deve essere quelli. Stai cascando, vai su now. Grazie di Dio, no. E poi Marco, Mago, perché? ma non dici di cascare in Non te. vedevo con due solo, grazie. Per fare, Cado, non è solo la più meno generosa, ma se la grazia. Queste cose, sono peggio più che salvaggi. Non me le scandi. Ah, e poi dite, ma basta la grazia. Peccato che pigliamo, benissimo, ne va a salutare. Basta. Guardi, se ore di notte, venivo a casa, ma ero da notte per piacere di boccare la Bartolomea. E può essere che facciamo pace. Mischini, perché davanti per spondere prima? Noi ancora nella madre soffere, sovvenemo. Forza picciotti! Anch'io, un cecchino! Forza, l'ultima tappata mangiata e appoggiamo la mano! E va bene, ma sono volevo! Però! Non poteva fallire! Oggi ho sperato su ragione! Ce n'era l'auto, lo scacciaggio! Andiamo picciotti! A campagna! Forza giovane! Che poi si mangia! Ma sono non avevo mai mezzo a casa! Ha avuto ancora in mezza legge e poi va a preso. Sì, ma ci sente acqua andare esterno. Vai, amore, non facciamo scherzi. Che se ne può cominciare io? Per davvero ricci? Ah, non come, io per me lo vai male. Mi ricordo di non fare scherzi, compare. Ma che scherzo è scherzo? Che ti pare che Prima non è vero. Un faccio non dici di lavare no, mano, no. Io mi senti a me rotto, mi senti. E poi usare che si giocare le 7 stamattina. E perché non era le 7 stamattina? Non era capocuiare. Ma con me. E penso che fai le 7 stamattina vuole significare che io mi faccio se dei quattro, lei. Non c'è proprio. Ma faccio se dei quattro, scigliare un cavallo. Iniziare un carrezzo, un baiare e fare invece un bicchiere chianato. Sì, ma dopo che sei fatto ti stai chiacchierando chi film, no?
che femminetti, ma non ne sono caetti. E che si trova? Che si va Ah, pure. E poi tu travagli a conto, mentre noi travagliamo a giornata. Tu che viaggi fai, che guadagni, noi più viaggi facciamo e che mangiamo la salute. Ma non date sempre chiede. Già, lo sai che mi stai perché? Ma lo sai che solo cavalli a me mi costa noi. Ah, e che fichissimo questi orbo, e la deve di giù, Alle corte, per finire di ringhirare tutti, quando è capo? E che tu te me ne pare? E allora vogliamo fare? E tutto il cuore con me. Non mi date a puzzare sto pugno di pugionanze. Ah, poi no. Iorni, che ti fatto un altro? Ma come l'avete? Pare che ce le sto te. Anche molto effettuati l'altro, ma i mariti non ce l'ha più, manco che tutto loro che è Angeletta? Ragione, Anita, se non vuoi come nessuno è vostro marito. Ragione, Mariano, ragione. La gente è stanca e si deve ristorare. E stavolta avete dopo le pace che avete dopo contentato. Oggi che è santo poi si mangia un poco di grazia di Dio con la forchetta e ne beveva un banalotto di che vecchio Susano con coco. Poi ne andiamo a tornare tutti con la grazia di Dio e domani mattina noi siamo tutti freschi e sani come l'aria. Se invece la patacassimo ora, domani mattina ne potessimo su, e io perché si è fatto trovare un panno prima? Benedetto E mi faccio sto bello servizio. Se effettivamente dalle pensiero, che c'è per il faccia per tutti, i testi e per loro. Tante grazie. Sento dire perdono. Perché? Non ci dormo pure io. Non ci dormo pure i miei figli. A proprio. Buonetto. Pina! Obi! Pina! Uè, casa te! Obi! Questa forse non è piena. È piena. Come mettete voi che siete un po' adesso? No, ma te la mia sana. Come dite voi c'è la mattina? Come manca le giovani? Filippetto. Ma che c'è? Che cosa c'è lì? Sai che non c'è? Ah, dai, lo sai come sta bene la tu? Non corre, che non c'è preso. Sanno che ho preso le terre prese, le gioventi, le gioventi. Avevi ragione, ma c'è Michelangelo. Cassura da come stanca la creatura, che concorre che si stanca, dico giusto, ma sta dietro. Che ne dici, ti messo Filippo? Chi sei tu che è peggio di sembra traccia? Dico che siete peggio dei salvezzi, ma non parlo con tu. Dato da Lucca, mi sono saccata là. Sì, non mi ha fatto parla di malilingui, proprio io. Ma Filippo, entra tutte in pena. Perché non mi hai contato lo secondo dei paladini in Francia? Sì, davvero. Come sono Angelica Oh, eccolo Medoro! Ma che te lo devo buttare lì? Dimmi Medoro! Dove hai lasciato la leggiadra Angelica? Perché sei vegeto? Capite, nostro Filippo, che ci siete rogni? Oh, e chi c'ha oggi tanto quando ne rimango questo bel sole? Vedevo pensate di fatto voi. A storia del non terrenato, avanti, contatemi la Hai una fame che sono sparito, non rompi mai scegliare. Più tardi, prima lasciatemi dopo gelare. Ma se ne mangia, è pronta le battegioni, che ci offrite? Come vi ho detto oggi, e dite vostra chiamata. Basta chi cicili e zatizza con mentire. Oh, fino di noi, che potremo congellare di singolo da mangiare. Già per il sotico. Scusate, perché tu vecchio, a volontà. Oh, me che Ma se voi mi vedete come sto per lei? io, ti rispondo un po' io.
mai mi sento sazio. Quando ne vivo vivo di cosizio, lo vino è meglio dovuto farsi, per me, volevo acqua, lo brutto vizio. Maria, vai e metti dopo le basi. Io non sbaglio e me ne vai lo stesso. Oh, Oh bella, come vai? ecco, comincia un teleggio. Chi tu che c'è? Bravo. A così dice quando lo passata, o lo dimostra una cortaggia da rispetto. Che ci posso fare? Che è colpa mia? Voi ci facete solo fare una menz'ora a te. Ci può fare che arresti, spaio cavallo, mangi e te me. E rimetto il viaggio domani me. Oh, ne quando io devo dormire al paese. Sto. Maria, come c'è mano caccia del chioppino, sentami? Va, la prendi lui, ma figlio che è spezzato e non può mandare. Che ci fa? Tu, resti in capo e chi lo comando io? Io quando comando mi sono da mancio, oggi mi la discesa da mancio. Non vuoi essere, hai tante cose da fare da io, se no? Oh. Ma sì, avete ragione, mia santa, lasciatemi lui pulito, che è spezzato. Lo sapete? Oh, guarda, ma siete solo a non saperlo. Che cosa linguazza del bello? Che cosa? Che è spezzato andato a innamorare. Oh, bella. Al diavolo che te buona e tie e arrivi. Vai, che te portalo tu, lei. Non sei innamorata della stessa? Ah, conosci tu? E come dirlo, Maria? Che sconete Maestro Michelangelo, si dice lo peccato, ma non si dice lo peccatore. Oh, t'andico, cavallo t'andoro, ma sono cavallo. Come d'altro, Matteo? Occhio che non viene, cuore che non do. E che c'entra sto documento? Ma sono ma no, dicevela così, tanto per dire. Come mi devo quando trova la cosa? Ma fate delle famose documento, ma sono buono. Ma sono buono, dai, ma sono Michelangelo, va per dire. Ci senteva dire che è giovanotte, che fa bene a non mandare persone. E chi sta giusto, vedi? Certe volte se ne escono calunni e meglio che non si ripete. Oh, ma che è successo, Tì? Tutti di da là. Magari qualche caso da bugie, la cosa sta non più variare. Dietro certe sospiri, tutti e due. Capirà come si scusa, i carrelletti della quanteggiata, la città la Ma sta si muta, caga una letta da quant'anni che brutta. La rupi Mariano. Sarà dentro la scichetta, quando vedi che fa la via e hai la chiave. Che buco sapeva! Tu sono a fare qualche suo mese che sa la maledata, ma sarà grave. Su come chi ancora sono buona da me. Invece sta bella frittata, alle da somma, le da su con una peccetta 28 anni. Capari che cosa dalla figlia, buono ci sta una faccia. Vengo! Non è sta? una cosa curiosa. Che per dire? Se mette lei, passate la barra. Sì, passate per davanti. Tu sordi, 5-7 te. Stasera poi venite voi, vedo tutto del guerriero. Italiano. Con una lancia, voi sapete che da fare il bello. E c'è da chiedere, che sta e devo guardare dentro, ma sono io. Da lato lo sorbo, ma sono davanti, da lato lo sorbo. Vicino, usa il vendedera, c'è uomo di adatto. Sì, cachista viene archeologico, e poi se tu fai giorno, non sa dire. Vi state molto per stendere lì. Quando sento che vedi? Tu sei da Perugia, tu scaravaglia, ma da parte non si scaravaglia. Che cazzo tu scaravaglia? Sono un vecchio anche no, Chino no. Chino è bagnotto. Mi state molto santo e santissimo diavolo. No, vediamo. Felice scaravaglia. E che fai? S'arrendicava sul fuoco, ma io un ma un zucco si fermava. E per la porta tendeva. Si arreminava tutto, si scrotolava e si arrampicava una ciavola. Ma ad un dato punto si fermava. E per la porta tendeva. Era così 4, 5,
non avete messo dire mai. Vai, spiegatemi che cos'è. Ma veramente mo sta dirigendo a gelata doso? Ma chi è sta cosa? Ma non volete? Ma non lascia, vado a tagliare. La famosa chianata del sorbo è un fatto psicologico, consistente nella seguente. State attenti. Il secondo. Il sorbo è una pianta proteica che succo ha una scorcia rozzolosa, arrascosa, salata, voglio la fine. Ma dove si sbarbaglia in tanti rami a causa dello sforzo diventa tignoso, liscio come una pupuzzata, che ne vede le conseguenze. Chi lo scarabaglia a rozzo lambato ci vuole andare a cogliere i soldi. Ma che besognucciale che era preso innall'altro, e ci sono tanti in destra. Sì, caro mio, ma quelle della terra sono buone per te, per questo, per quell'altro, perché sono bravi, ma non per lo scaravagliato sulla parte, faremo la sangue. E dunque che fa? Si arrabbano allo solo, e appena tu ne trova la scoccia rusticana, ma meglio di andare a quasi. Liscio te voglio, bene liscio. Non trova più dove addentecarsi e istintivamente che fa? Sapete? Sciara, picchiacciato, cerca di proseguire e a casca. Questo non va. No, vai te così, non se ne rompa, nonna. Lo scaravaggio arrosto lambardi è molto. Un casca morto, si rialza, si scrutò tutto paro E torna a casa. e ci arreplica un'altra volta. E casca di nuovo! No, siccome è bestia più intelligente da voi, si persuade che c'è bisogno di aprire, e che fa? Si ferma a tuttezza mi ghiacciato. E senza fermarsi giù, e senza guardare pericoli, passo liscio, e se ne va a terra. Un poi con il suo compito si cagnia tutte le meglio soldi. Voi dite, non buonissimo che dove c'era che si finisceva qui. Ah, che c'è una magara sotto sorbo. No, sì, vita come ne viene su queste mentate, se non è che Oh, non ci Marco! vede. Che ci E ridi? chi c'è voi che ne perché chi ce la fa vedere? E chi ce la fa vedere? Non scaravagliare non sulla parte, è vero? Che si metto magari voi come sto passo liscio. E poi soprattutto, lo sapete passare. Non credo, non passo troppo a breve. Si pensa al figlio di Mariano, sì. Che Mariano che c'entra, usa una qui. Scritta che lavora liscio, mi chiudo lo gettone. Peccato che la voi siete tutti al re, scusi. Che cosa vuoi questa parola? Spiegate il fono. Parlate chiaro. Non guardi, non c'è difficoltà per ci arrivare. Non guardi, puoi dire buono che ci arriva. Top. Oh, ma e che ne sapete voi che ho parlato così? Come l'ha dato sta svelezza? Sbagliato siete. Non tutte femmine sono come queste che avrete cate voi. Non ci sono meglio. Di notte. Senta, santa, sono insemonduato. A Rionetto non avevo paura di zona. Tu sei conosciuta così. E basta. Bravo, basta, non ti caricare. Andiamo a mangiare tu. Tutto mangi. Oh, immagini, roba nuova e roba Che vecchia. facete voi? Vecchio, sempre in gamba. Un buon vino per la pezza, un buon panno per la pezza. E avere Mariano. Affare vostro su. Scusa, non è bomba, è buona. Camina, va a mangiare. No, passate. Non hai vedi. No, no. Alzate con me. Alzate con me. Vego, alzate. No, non ne posso fare, non c'è per Ma se non ho, ci pensaste un po' di... Danilo! Io come meglio scordare! E ci torna, sembrate stai dalla vita, non bene. Su quattro bevete acqua, inutile che non si stia. Basta. No, Mariano. No, che rispondete, non c'è un questo. Basta. Rispondete. Ah, sai. Allora, meglio. Basta. Va, camerata tu, la sbuttavo.
Arrivato, te lo mangiare tu. Poi la basta. Coraggio, Mariano, forza, andiamo a tornare. Secondo atto. Vai che ci vai. Insomma, non è passato. Come volevi dire? Tante cose avessi voluto dire, ma sempre correggendo per bene. E basta, ora siamo soli. Andiamo, fare. Tante cose, ma oggi non è cominciato. Vedete l'ultima. Ah sì, tutta nella volta. Vediamo, va. Vuoi dire che mi va bene? Sì. E chi se l'avevo capito? Appresso. Se io ti volessi bene, ti desiderassi qualcosa. Non hai il coraggio di dire dico, mi metto soggezione. E poi sono ingenuo. Di via mi metto soggezione. Piccione casino. Basta che fa soprassante e l'uomo energico. E che ci posso fare se si trattasse di un bicchiere nell'accocendo cristiani? Se pigliare avete troppi con me non mi sento sta cosa. Ma con te è tutta una cosa cosa. Un pezzo di cristiano tanto, alle successioni di una femmina debole come la mia. Poi, guarda. Oh, non prendo passo ma non ti lasciamo casino. Viaggio io spazio. Benissimo, Attacco un cavallo un da mangiatore. tutto sangue e Federico. E me ne vado. Te ne vai. Io, appena. Oh bella, c'è un bicchiere che la testa parte mi faccio un da mezz'ora. Ma che dici? Allora aspetta, tu la dici no, c'è per me. Mi sembra già la dice. Maria! Ma che c'è no? Ma non vedete che lo stile non è che c'è. Ma che si fa? E tu Maria, ora, qui è camufogio. Dai, come volete che fai? Tu, hai ragione. Noi qua ne cominciamo a portare all'alba. E tu per fare le prontature, per sta partire il paese, a notte fa, che allora non ce n'è più, e lo scuro si pezzi. Ma a voi che me ne importa, basta non perdete tempo. Senti, per non perdere tempo, va! Oh, l'importante è che io domani sarò pronto qua, quando ha un trecchino e un po'. E avanti, sapete che per mi sottopongo a 100 lire di multa, va bene? Benissimo, passare per avanti. Lascia venirlo lì, come dei pezzecari, festeggiando. Mi sottopongo a 100 lire di multa, mi spieghi? Pezzecare in cielo, festeggiando lì, passare per avanti. Sembra tutto vergico. Oh, ma vuol dire? Che hai da fare, vai? Che invece stai macinando? Vai da Dio, stai. Voi sapete che siete curiosi? Cioè, Non non me ne si- importa a voi di sapere i fatti miei. non si su. A me, mi importa le fatte me. E che c'entra in me questo cosa? C'è. Oh, uno non c'è, Luca, su, io. Ma c'è stato facendo ritare poco. Ce lo permette solo, Che c'entra? Dicete C'è. Perché se domani mattina non posso essere giusto. Per potersi andare terribile. ma se vi dico che sarò pronto, se mi obbligo a pagare 100 e magari 200 lire di multa su tanti origini come, volete che volessi magari un Non volete voi! Si cavallo, sai? Quando vuoi fare una cosa, non guardi il pericolo. Perché pericolo è pericolo, non esco pericolo. Non è la prima volta e non sarà nemmeno l'ultima che me ne vai solo le notte a fare campagna. Dite quando stai qua? Va. Dal momento che non ne può fare a me, Credete, se non ne poteva fare almeno non vi avevo fatto parlare tanto, quando fatto la testa tanto. Maria, approfitto dell'occasione. Dici, tutto che tu volete sarà qua. Vieni un pochino. Che? Venite con me. Vieni un po'. Voi. E che? Ti dispiace. Oh, io ti vedi, io non so. Che c'entra? Perché mi avete dispiacere? Ah, vedete, la vita è andata a scuola, Maria. E che viene da fare? Ah, io che fare, magari io paese. Ma così stanotte ti vieni a Snarino e puoi stare tranquillo che domani mattina saremo caldi e giù. E voi volete inguggiare se mi chiappete?
all'età vostra, con l'arteriosclerosi, a scogliosa, Chi sente dire? Chi sente dire? Giovanotto, e sapevo che mi sento più forte e più cagliato di te. E se penso contrario, sta fanno molto sbagliato. Ma povericinella, ma penso che... Che pensi? Perché non mi ci vuoi paese? Ma tu io che vi feci venire a casa sua? Ci sogno per guardare i miei interessi. Ma è ora è abbandonato. O paese non è magari te. Ah, questa cosa, sono fortissimi e l'hanno pagati. Adesso no, per cosa. No. Che cosa figlia come la Gente con gente, camariato, non sa mangiare a me. Sì, ma mi faccio riflettere. Che ci succede scapolavoi in mezzo a questi menignatori? O scapolavori, o scapolapotizzi. Per regolatore, la figlia si sa fare rispettare di cui è chi è. E se ci fosse qualcuno che ci perdesse un rispetto? Oh, sai che ti dico? Finisci. Adesso si te lo suono, va. Oh, non so la sua. Sapete che mi dico? Che io non vi voglio dare l'occasione di commenare marronare. E che mi vorresti impedire di no paese per caso? No, ma io non vi accompagno. E che fa? No, re. Ah, re. Re, siete contenti? Tanto contento, che resto pure. No, sapete che siete un bello te? Stava da molto a parlare. Io, ma tu sei brutto, Maria. Devi ascoltare che hai a che fare con me. Un lavoro? Ma su dici un do pianino. E ti ci puoi racchiudere che solo tu ci vuoi. Rimani a mangiare, va? Oh, Rimani a mangiare. Non ci neggio! Solo per tutto questo vuole! oh, non credete a questo scendino che ce l'ha ballare, ne ma. E con calma arriva che è pieno, e di chi sul sarecchio Susano. Viva la Madonna e a San Michele! Oh! Vedete, ma se state vigilante, c'è questa cosa che è meglio che sei già potuta. E a fare le cose rimane. Era un buono dossier per te, che sei conosciuto, usiamo così. Quanto dire? Oh, aveva ragione, passo venerato. Perché vogliate prima di giù? Dunque, siamo tutti a posto? Possiamo cominciare? Ah, oh, volevo cavare ci numero uno. Niente, passo venerato. Ya sa. Avanti, reclamate. Dunque, silenzio! Silenzio, bravo. Il prode Carlomaggio, imperatore dei francesi, era seduto sul suo trono. Sì, e se ci scattiava sotto?
torna da così. Quando tu t'angiato, senti tu vogliare alla toppe, che è? Aprite, non ve la maestà, ci dice una voce femminile. Sono io, Bradamante. Oh, ci dice l'imperatore, mia diletta figlia. E accordate, entra a Bradamante con un barcoletto armato di tutto punto. E senti, Sire, ecco mai i vostri piedi. Oh, ci dice Carlo Magno, alza su, non ti puoi stannare. Sono contento di vedere. Ma che vedi, un neonato. Dunque t'ha successo di vedere? Sì, non la maestà, per grazia di Dio. E con che l'hai fatto? Con nobile Ruggero di Guida, mio diletto console. E tricotante, disgraziata, caravaccatori. Dunque, hai sposato senza chiedere il mio consiglio. Io ti scappo, via dalla mia. Ascoltate, ci dice davanti di accetto, non la maestà. Prima lasciatemi raccontare come fu e come non fu. No, non ci c'è Carlo Magno, non voglio sentire ragione. Guardi, piuttosto, portate in chiaro a questa donna, che non si presenti mai più alla mia presenza. Ma non ve la maestà, mio sire e padrone, ci replica Bradamante. Lasciatemi raccontare e forse, dopo che vi avrò esposto il mio ricorso più segreto, io ve l'ho promesso sotto gli occhi, mi perdonerete. No, non mi interessa, ci dice l'imperatore. Guardi, portate in chiaro a questa donna. Le guardie la prendono con bella forza, uno del cabana e uno del capanna, se la sollevano con tutto il neonato e se la... Non spingete, a che coralia sto Carlo Magno, non fare tipo. E alla fine che aveva fatto? Niente, un figlio. Cosa leggero, no? Ma non l'ha fatto il suo marito? Vi ho detto dei imperatori. Vedete che c'è gioco. Allora le femmine d'oggi per fare figli c'era domanare con il suo re. Segreto, ma sorpresa, va. Dunque, Salezzo, uscita Bradamante, l'imperatore Carlo Magno si torna ad assettare sul suo trono, ancora più penseroso di prima. Quando tutto angiato, sente un firitozzo dietro la porta segreta che era al re il trono. Qui grida tuo padre, e accorre da oh, che non toma cosa. Non c'è spesso, che la porta scritta. Sembra vacanzese. Sì, ci dice Carlo, sono io che mi mantengo randerrante, rompo all'appello appena che mi serve in qualche cosa. Fuma la di Gesù. Era io che lo magno, ci scappiava una parata, ma... Entrate, caro cognato, ci dice Carlo, l'imperatore Carlo. Sono felice di vedervi. E su, non vi prosternate. Sono felice di vedervi perché sono frastornato. Che avete, ci dice Carlo, mio diletto sì. Vi vedo un pochettino sciallo, avete un colorito bianco. Ci sono strofi, forse mi hanno portato dei panno vero. Con me vi potete confidare. Carlo! Giusto poeggio. Ebbene, ci dice l'imperatore. Carissimo cognato, estimatissimo. Con voi vi voglio confidare, vi voglio fare conoscere il mio bene. Oh, ma mi raccomando di essere silenzioso. Oh, ci dice Cano, voi mi conoscete che sono uomo di panza e che ho uno stomaco che è più profondo del pozzo del Cammazzina. Parlate voi. L'imperatore Carlo Magno ci dice sono frastornato a causa dei palatini di Francia, che alcuni fa cotti di sti disgraziati e alcuni fa crudi. Ganci, davvero, posso mai credere che dei prodi palatini di Francia mancano del loro rispetto e della loro nobiltà? Avere bandiera gesuita è il doppio! Eppure è così, ci dice l'imperatore. Tutti sono esito cosa fetusa di Ruggero di Guisa, ma ha fatto una braca con Bradamante. Davvero, ci dice l'imperatore. E come ci dice Carlo Magno?
e c'è la conseguenza di un fe che ho visto ora armato di guerrieri. E che pedo è? E tu non vai lui. A lui vedo che va fare, ma lo do. E allora che vuol dire? Tu vuole dire. Tu vuole dire piccinini di Natallo. Basta, è appena nato, già era tutto armato di tutto punto. E come vuoi? A oggi tempi, a questo va fare che per le campomagni era come ora. A oggi tempi era. Ora ci metto una cuffietta, la vasciatella, io ci non un popino. E che tu non ti. Ora, altri tempi ci mettevo una paregina all'elmo, ci davano una spada, la state a proseguire. Voi mi fate sbalordire, e cavolo prosegue. Renato, tu disgraziato, che ce ne lavoro un po' di d'accordo, ma tu, Renato, tu disgraziato, ma tu. Renato, in seguito ai miei rimbroti, ci dice l'imperatore. Sì, l'ha rimbrottato. E perché l'ha rimbrottato? Ci disse il cavallo. L'ho rimbrottato, dice, perché stava sempre allenato. E io ero stanco di rapire sempre le mie tasche. Ma che perché quel disonesto, per fare moneta, si buttò giazzere tutta monta fa, e a passa può salire e ci leva persino le scarpe dei piedi, con grande disdoro delle corte di franco. Oh, disgraziato me, dice Gano, giusto ora che dovevano venire certi magazzisi, miei compaesani per rendere mio male. Maestà, non c'è remedio, non si può fare qualche cosa. Che qua ci dice che lo mangio qua, pensatelo voi, caro cognato. Caro, c'è pensa. Io penserebbe, se mi consente, penserebbe di andare a trovare io personalmente per dissuaderlo dai suoi propri. E se poi ci dice che lo mangio, vi picchia dietro qualche sepala. E mi fa stare più nero di un fegato di porco, specialmente con voi a volta quandata e ci vado. Bravo, Carlo Magno, ragione. Ma io ci dice Gano, ma mica sogno tanto il sabato. Non ci vai liscio liscio. E in compagnia di chi ci dice? In compagnia di una borsa piena d'oro zecchino che voi mi potete donare e io faccio finta che ce la dono da tasca. Da così. Voi non vi calate. Io mi rabbonisco a quel diavolo scatenato e lui ce la finisce finalmente di sonovare la corte da festa. Come no? Ma che facciamo? Una questa cosa. E bravo da te, non ci dice il cane. Ci dice Carlo Magno, scusate. Se suosi Carlo Magno, prende una borsa piena d'oro zecchino e ce l'ha. Grazie, caro Magno. Grazie. E ci ha portato Renato. Grazie, caro Magno. E andate. Appena Cane avanzava a borsa, partiu come un No, Ci ha portato. Non ci ha portato. Gano ci ha portato. Ma lo so. Appena Cane avanzava per un zecchino, partì. Io non me lo... Vado a spiegare, c'ha riso o non c'ha riso? C'ha C'ha portato o non riso, c'ha no, portato? C'ha portato o non c'ha portato? Andate a spiegare. Ah, sono ricciarito. Quando eravamo chiamati che me ne sono avvicinato. Mi sto sovvenendo. Dunque, Bene. Gano ce la voleva portare. Ma non c'ha. Ma ne chiamo.
Senti, che non vengo là, sta aspettando. Dopo 3 giorni, che hanno tornato tutto ammalato dall'imperatore. Ci fece credere che l'avevano assaltato per notte. Dopo averlo massacrato e ce l'avevano rubato. E l'imperatore ci crede. E a tutti i re di corona sono capaci. Diciamo che Volete dire, io che saggio, che sogno, re di corona, ma tutto lì. State attenti come parlate, Mauro. Parlate assai. Ma come sono te bene? no, su come vedo che sono te. Non capivo. Tu. Orlando intanto montava sul suo destino e invano l'appellava ad alta voce. Agenda traditura! Ogni tanto suonava il corno e faceva Tutù! A chi? Niente! Che stai dicendo su me? Ma che ci dite dire? Ah, perché state attenti. State a culo come parlate. Ambattara, mia santa! Aspetta! Non vedi come sta predicando? Dobbiamo cominciare a... No. Orlando intanto, Orlando intanto cercava la bella Angelica, invano la appellava questa volta. Angelica! Angelica! A chi? Lei? Faceva una ulteriore cernicchia, si fermava con il cavallo, Angelica! Angelica! Ma chi? Non ci ha rispondeva nulla. Prosegui, ne ha avuto tantissimi. Quando attaccando con zucchero il garrufo, vede un gattolino. Un gattolino come a chi che c'è nella bottiglia, che Massara non si ha. Dove c'è scritto? Oggi non si fa credere, domani sì. Che ci lascia al mare? Non è, scende la cavallo, lo ferma, lo tassa, e alleggia. Angelica e Madonna, figli, amanti e sposi, virgola, a dispetto dell'Orlando Paladino. Legge, mura. E Madonna del Carlo, pazzisce a tutti. Solleva la spada in aria a po' di trombolo e comincia a rotearla come una tornadola. Poi azzicca gli sproni al destriero, correndo la collina, pianta corpa di tormentana e tutta la foresta la frase al suolo. Ma basta a dire che dello solo carbone capicolo tutta la legnana, che arregano qualche donna la papu. Quando? Dove? Allora, campanello, satanazzo, spirito infernale, per ogni vostra spalla, per ogni... mettetemi sopra le vostre spalle, per ogni l'anima, basta che mi conducete in presenza delle femmine e delle persone davanti. Quando ne faccio giatezza, io cominciavo a chiantare la corpa e Dio! Ma pare di essere Orlando, vedo Angelica e Madonna restare. Madonna e Angelica le dai e chiando rosso. Ma faccio qui, lei, Orlando. Ma che sto Tutto in gioco. Oh, ma raccontate, va. Andanotte! Andanotte!
Ah, per la settimana che non ci dormo più. Siamo quasi in ottobre, la sera, la faccina è un po'. Non lo so. Questa cosa vi potessimo coprire bene. Ci ho coperto un carretto, ma non c'è pane. E non è vero. Siamo qui con una nuova chiave, così mi ha preparato tutto un po'. Sì, va bene. Oggi che mi potete spinnicchiare come volete. Oggi che dormite insieme a 7 cristiani. E manco come volete terminare. Alla volta passare una davanti, non volete che lo dica? Perché? Guardate chiaro. Che c'è? No, mica, siccome venissero, capito, una barrottola, era notte. Prende buttasse. E allora mi vuoi cominciare a votare? No, non c'è più. Questa sera c'è Carlo passare. Passare una davanti. Ha dato a barbiculiare in una maniera che non lo sappiamo sentire più, eh? Vedremo parlare chiaro, e lasciato la ira e sta barrotto. Vuole la donna, scappo, perché? Ma è là. Non faccio voce, non cazzo nel bene. Io non lo posso fare. Per accedere a capire che venne da nessuno. A me? Ah, Idri è la barrotto. E qui si scappa, che la barrotto, no? No, questa cosa non è capace. Scandalo se ne va al paese. Ma così non danno. Ma su per che non ci va. Non mi vedi. Chi è capace che se ne fuori ti cambia in zona. Che se ne va, dice tu. Ma per tornare? Ah, questa cosa rimane valsa. Io cavallo. Un cavallo l'ha risultato, nascosto. E voi che ve ne porta su se ne va? Uffa! Ma siete curioso? Voi capite? Ma se se ne va. E poi andate, mi torna stanco come un animazzo saporoso. Io non potevo fare quattro viaggi per ne fare due. E così un mosco, ma le sta qua, andate. Confusione. Desiderate che ci facciamo? No, non dico che io. Basta che mi mettete a dormire per capo, andiamo. E se volete escere, va a pensare. Basta non mi chiamare. A Badotto la esce. Non si capisce, ma pare che state parlando a per davanti. E perché? Che perché se devo dormire non posso vedere niente. Se devo vedere non posso dormire. Perché la non si scappa. Basta, facete voi. Ah, perché può fare studiare, non può fare. Ce l'hai stenogrammato, ma sono volete. Oh, grazie. Non ne parliamo più. E ditemi a dormire tranquillo, che io appena ho un esce che va bene. Ma stanno davanti. Esce va. E non un occhio chiuso, è una pena. No signore, chiudetelo tutto lui e state tranquillo, che io un povero necchio, non sapevo che città. Ma come sangue? E dormire qui. Adesso essere sicuro che dormi e non si può vedere. Non dice guarda, la sala la porta a votare. Meglio, a fussire con la stessa vita che tu fai e che tu non. Ma la donna lo so fare. Lascia fare. Che fai? Salve minatori, o fanno mezzoche, chi tu che sente qua? Maria o bestia? Faccio io per. Ma mi raccomando, tenete l'orologio, mi raccomando, chiamate. Non dubbitate. Caccia un copertone, grazie, e caccia gli schiettini. Allora dovete sapere sì. Grazie. Oh, ma chi c'è? Vi dicono che vi imbriacate? Io, per imbriacare mio uccio non vuole una sala. Alti per forza, ma sono per là. Speriamo, stanotte. Stanotte. Cosa fa una... Ah, no. Chi sta mettendo qua? Ah! Mi fa bene bene? Ce la fa fredda!
sta rompendo con un mandici di soldato, cammina, va. Cammina, va, Pizzando, Oh! Insaiera chi te l'ha cazzuto non ci gioca! E che non pensare, ci... Ah, guarda, ma avevo da ti chiederà. Non è che siamo a niente. Vuoi scommettere che era te? Io ci vuoi scommettere che devi stare morto? Oggi devo guardare lì, faccio che sono a casa. Non sono grazie, va. E che puoi non essere a venire? Guarda. Io non vedo, ma perché suonare. Però, che? Anzo, Ci vedete a scruscio. Chissà se vero richiedere un po' battirico. non credo che abbiamo chiesto. Ah, siamo cara, come si chiama le mezze? Dai, vogliamo. Ne quando caso volete? Ma cara, la posso sentire, ma scusate, amore, va. Oh, ma perché lo fai perché siamo venuti? Ma perché si chiama noi? Ma fare la notte, come si vuole? Sì, anche a casa sei. da, poi. Ma che sono belli tutti noi. Vabbè, forza, perché non è caro, dai. 12 1, 12 2, 12 4, 4, 4, 4, 4, 4. Che si ma come tu vecchio sogno? Salve che ho beccarati, dai un giù sopra. E poi girare la campagna di campagna. Ma tu come tu? Coglio. Sogno sogno ma venire. O fuori la chimè. O c'è essi, no? Cacchè! Ma può essere? Cacchè tu la puoi essere? Perché ora non hai chiesto? Come? Non hai chiesto, sì, ma ora si diventa. Si vuole trovare da sotto a casa già che... che si mette dai, va. Sta mossa a favore. Niente, sta dormendo. Vuol dire che è parole. Sì, sì, ma voi, mi raccomando. Sempre a me, occhi aperti. Ho una tagliarita non tu patato. Buonanotte, vostro collega. Buonanotte. Ma la tipa che vendora, madonna mia! Ma non sono da gabbia, Bandonnata, santa! Ma cos'è presto, vado a spiegare! Ma la santissima mi faccio spostare un po' di capelli. Oh, ma sarà cazzo! Oh! Sarà cazzo! Ma tutti pari? Tutti! Ma tutti? Che sa, c'è un lavoro niente, vostro marito non lavora da casa! Aspettate che tu! No, lasciate stare, non detto i suoi soldi. Ma che detto? Che ora? Sei che la gioia! Vostro marito non vuole fare parte del tutto! E non posso fare parte del vecchio, ma... Vecchio Mariano, capito? Stai a un cavallo, da solo zottavo andare, stai. Un carretto la stavo fuori. Io a bambino. Sì? Ma tu ne sei lì? Che non morisse, da che che... No, dico, come si chiama? Un carrettino. Capito, caro, già. Su, mi affaccione come anche Giappone. Ma voi, E ma poi, voi... perché mi sta fuori? Ora non gli più tempo, ma sto Filippo di Don Meridiano. Non ci pensa a voi. Portatemi un cadere con là. Ah, non può essere. Perché? Perché
suo marito mi passava orario, mi davanti, ma passava un cane, guarda, ma passavo quando siamo qui, perché la stoffa se ne scappa per non tanto. Ma se non mi davanti, ma se non mi davanti. Non può. Ah, chi è? Qui ha parlato ma superiore! Riscende, ma se non mi davanti, guarda. Oh, voi, là! E come fu? Che ti sono ci? Oh, te la conosci, là? Ma dove andare? No paese, perché vi dispiace? Che qua? Dopo che abbiamo l'età, le ore, le aspetta, con le tendicce, vedere. Stanotte non sono. Appunto ricchissima sarà Michelangelo. Quando in giro a paese, ma ricordai che ho già una festa a festa di San Michelangelo e me ne passo forte di avervi lasciato solo. E ti mi sta lasciata, le pe, sua, di no. Ma che c'è? Questo rusino la capannina bucchiare. Pensieri centro di figli, ma la massaro mi cavallo, quando una femmina ci vuole fare una buona azione, un marito, non guarda pericolo, e anche buono, ma bruciando per venire a cavallo. Che è brava davvero! Ma mi dispiace, volete che avete detto fai un'altra volta? Che qua? A me manco mi pare vero. Io manco pare vero, punta vero. Io guardo se non andavo a comunicazione. Io pare più domani. Sì, la sai tutta allora, ti ci pensa che domenica. E che mi hai spinto, Nasa? Allora, io non so. E brava mia moglie! Che starete pazza, ma affezionata. Ah, questa cosa sa più io. La speranza è un cuore più grande di Italia. E bravo punta vero. E che mi la vaga sarà stanca e bisogna riposare. Buonanotte, faccio felice. Buonanotte. Inizia con la notte. Ma non tanto santa. Di quando è ricca, quando tutti i manini, penazza, ne vedete, a ferro. Quando sono uno sempre ha. Ma che si è fatto la volontà di Dio? Che sta passando per l'angelo? Ah, ma che vedo? Voi siete venuti? E vi scandate mie? Sarà che sogno un brutto, ma sto dato fondo poi. Vicenza, no, perché siete brutto, anzi, sapete che non si può. Ma possiamo vedere all'improvviso, all'altro mi poteva di essere sola. Se non mi ci volete, vedete, io me ne vado. No, è perché non ti piaceva pulire, per mangiare. Mangiare non vi posso, benché siete fatte del zucchero e di mele, bruzza bella. Decidimi, perché siete venuti? La stessa ragione per la quale siete venuti voi. Aveva una gran calora e una gran sete e fineva tutta la dentifricio d'acqua e bevite. E non c'è problema, allora bevete, mi seguo io. Voi finisco prima, bevete voi. No, che c'entra? Se io fossi maleducato, bevi. Finisco prima, bevete. Ah. Non ce ne voglio la mia, sono... Io non ci vedo, fossi maleducato, bevi. Allora come si chiama la ducata fossi io? Che c'entra, non è la stessa cosa, nella tua casa a voi va toccate diritto. E perché? Ma un maggiore c'è meno richiesta. Allora in questo caso il maggiore siete voi che siete più grandi. La maggiore siete voi che siete più belli, più geniosi. Bevi. No, bevete voi. No, io bevendo pure voi, ne bevi i vostri pensieri e i vostri bellezze. Allora avete paura per me? Ah, mi paura no, cioè. Quando? E io bevendo dopo mi imbriaco. Di chi? Care voi. Avete cavalli, esagerato. Una paura, una paura. Sì, ma avete Ah, mi imbriacate voi, ridia penuzza, rissocchitore, rissocchizzatore. Che dico rissocchitore? Che sei chiuzzitore? Che sei faccitore? Io non
tu non mi ha, sì. Figurina mia, sei un signor bello. Con buona salute, ti ha fatto